Allora, io che sono il vero candidato contro Bucci, l'unica alternativa, sono venuto qui a incontrare, ma come non mi ricordo più Belin, come... Dell'astrologo. Allora ci faccio qualche domanda sul programma. Cosa pensa dei vecchi? Insomma, se dovessi dire, bisogna occuparsi molto più di loro di quanto sia stato fatto, però so che tu hai delle ricette più importanti. Eh beh, certo, una città di vecchi bisogna investire sulle risorse nostre, potenziare ospedali, cimiteri e quant'altro. Parliamo di cose serie, ravioli. Buoni, buoni, Però non col pesto, per favore. iniziamo a ritrovarci quasi d'accordo. Esatto. Domanda invece un pochino più sul sociale. Rapporto verso l'accoglienza. Queste genti che vengono da noi in cerca di fortuna, i milanesi. Cosa ne pensa? La tua idea di mettere delle barriere è molto utile, anche perché così ci teniamo i nostri giovani che continuano ad andare via. Come facciamo a far ritornare i nostri giovani? Devono saltare le barriere. Potenziare la mussa non se ne... No, quella è un'idea, ovviamente se Però ci sono tanti vecchi. a livello molto liquido. Esatto, sì, ecco, diciamo che è un esperimento utile, non sufficiente ma utile. Ci sono questioni molto gravi, ad esempio il Genoa e Serie B, non vogliamo parliamo di questo qui lo tagliamo perché ci facciamo male. È una questione grave però. È una questione grave ma ci facciamo male uno e l'altro. Finiamo con uno slogan che possa essere amagliante. Lo dice l'operaio, lo dice il Granduca, diciamo insieme Milano. Suca. Beh, Bucci questa non l'ha voluta dire, vedi che vedi la differenza. Ma io scusa, cosa ho da perdere?